Come promesso le do la parola. Allora, io volevo prima di tutto dare la mia testimonianza da separato. Quindi tornando al discorso Al discorso familiare dei che era... figli di prima, quando ci siamo separati con la mia ex, c'erano le figlie di mezzo. Quanti anni avevano? Erano tutte quante minorenni, la più grande aveva 15 anni. E allora io avevo due strade: o fare una battaglia con la mia ex, anche per l'affido dei figli, tutto quello che c'era, perché io avevo la casa e lei invece è andata via di casa. Però ho preferito pensare che i figli stanno meglio con la madre e mi sono lasciati là. Però che cosa è nato? Che io non avevo un supporto economico, perché dovevo incontrare le mie figlie portandole al ristorante o portandole al parco, non avevo neanche il tempo perché dovevo lavorare. Questo che cosa ha portato? Ha portato che negli anni io sono stato allontanato da mie figlie. Oggi, a distanza del tempo, con mie figlie mi vedono come uno che le ha abbandonate. In realtà io non avevo il supporto economico per poterle essere vicino. Ho lasciato che fosse la madre che se ne occupasse e forse ho sbagliato. Col senno di poi direi forse era meglio che avessi impiantato una baruffa di quelle megagalattiche da andare a farmele portare via. Ecco, questo qui è un altro aspetto che nessuno valuta, perché quando c'è la disperazione economica, quando c'è la disperazione economica, nascono fa scattare dei meccanismi all'interno delle persone che è difficile da controllare. Io dico una cosa: sono felice che siano state con la mia ex, perché perlomeno io oggi però mi trovo solo anche da quel punto di vista. Ultimamente stavo avvicinandomi a mia figlia, ma ho avuto 2 o 3 batoste e sono andato ancora in crisi, ancora di più, quel tanto che io mi sono fatto capio, l'avevo messo in cosa, ora me lo porto in borsa a passeggio perché... Ma è stato bravo poi, dal capio è passato a denunciare lo Stato. Ho denunciato lo Stato, è quello che stavo dicendo, ho denunciato lo Stato perché mi ha portato, secondo il mio punto di vista, è stato lo Stato, il sistema, tutto il sistema che mi ha portato là. Oggi però mi sono accorto che lo Stato, io avrei l'età pensionabile, però non posso andare in pensione, allora voglio denunciare lo Stato, sperando di trovare qualche magistrato distratto dal pensiero di fare cassa per lui, di prendere i soschei, e che vada a indagare chi si è appropriato dei soldi che io ho affidato all'INPS perché li gestisse per mandarmi in pensione. Perché qualcuno se li ha fatti fuori. Non mi dicano che servono per pagare la pensione. No, quei soldi ce li ha in tasca qualcuno. Qualche magistrato distratto può andare a vedere dove sono i soldi miei e di tanti altri contribuenti? Lasciamola lì questa domanda, non approfondiamo. Allora, in conclusione, facciamo anche il giro contrario. Una battuta proprio in chiusura o un consiglio, un suggerimento, vediamo un po' di... Prego, certo, cominciamo da lei. Il consiglio è quello appunto di ritornare all'essenza della vita e di tornare ai valori. E, ecco, rispetto ai minori, quello che abbiamo detto, chiaramente gli psicologi sono impegnati in questa attività di valutazione e colgo veramente la sfida di Federcontribuenti a indagare su questa quindi questione. sarete di supporto. Sì. Avvocato? Sì, Non restare da soli. Come abbiamo detto le altre volte, direi che abbiamo dimostrato, forse anche con queste 2 ore ampie di trasmissione, che Federcontribuenti si occupa di una serie svariata di casi, cioè cerchiamo di offrire a tutti quanti una risposta. Non sempre riusciamo a risolvere, perché certamente non abbiamo la presunzione di essere onnipotenti, cerchiamo di offrire comunque, quantomeno in prima battuta, un supporto di tipo amichevole, umano o morale, definiamolo come vogliamo, e poi laddove è possibile anche di offrire un supporto di tipo tecnico, di tipo professionale. Economico, questo è quello che cerchiamo di fare, e credo che
oggi sia emerso con tutta evidenza ancora una volta. 049 68 51 75 il numero telefonico, comunque come ben sapete cercate come sui motori di ricerca Federcontribuenti, Veneto, Nord-Est, Veneto, Padova, seconda la città dove siete, il numero di riferimento poi centrale lo sapete è a Roma, 049 68 51 75 la sede Nord-Est. Prego professore. Dopo tanta angoscia, perché sento che c'è molta angoscia, viene a dire, ma è la speranza? Che forse è quella dimensione che molte volte anche un imprenditore si trova con tutto che sembra quasi sfaldarsi e deve trovare ugualmente una risorsa. E la risorsa, diciamo che quello che possiamo aiutarlo è trovare le proprie risorse, perché le risorse se è imprenditore ce l'ha dentro. E la prima risorsa è vivere, primum vivere. Ecco questo. Questo è fondamentale. Prego a lei. Allora, noi invece come centro studi anticrisi di Federcontribuenti cerchiamo di dare una speranza, come diceva il professore. Molto concreta. Esatto, per cui noi andiamo sul concreto e il numero di telefono che lei ha già dato è a disposizione. Noi siamo tutta una serie di professionisti e siamo a disposizione degli imprenditori per la verifica gratuita, dove potremo fare una preanalisi dei conti correnti per la verifica se è o meno stato applicato dei tassi usurai da parte delle banche. Non solo imprenditori ma anche famiglie, persone, abbiamo visto mutui, dipendenti, signore e quant'altro, quindi l'argomento era quello degli imprenditori, ha preso lo spunto, ma ovviamente aperta a tutti quanti i cittadini, siamo tutti contribuenti fin dalla nascita. Signora Rodriguez, la battuta. Da tutto questo secondo me intanto bisogna avere il coraggio di chiedere aiuto. Per tutto. E questo è fondamentale. Ci siamo. Presidente. Siamo qui. Allora, in periodi di crisi ricordiamoci che ci sono persone che fanno un sacco di quattrini, che si chiamano sciacalli, ce ne sono moltissimi, bisogna guardarsene bene. Un'anticipazione. Aspetta che lasci finire. Un'anticipazione. Con il nostro dipartimento d'inchiesta che è finalmente liberi, a breve presenteremo anche un libro fatto dal nostro ufficio stampa nazionale di Roma, dove racchiuderemo un po' di storie di persone che abbiamo sentito che sono allucinanti. Lo presenteremo allora, coglieremo l'occasione per presentarlo. Chiunque può partecipare a Federcontribuenti se non ha secondi fini e se ha bisogno anche di aiuto, perché la maggior parte delle persone che sono venute a chiedere aiuto da noi poi non sono entrati attivisti da noi. Ed è una gran bella cosa. Ma è anche una cosa molto bella che lei ha detto effettivamente, e come ha sottolineato la signora, di fare dopo del volontariato, lo vedevo quando ne parlava la signora, che lei, cioè l'aiutare gli altri aiuta se stessi, ed è una cosa fondamentale, diventa una catena positiva. Proprio una battuta perché siamo oltre il tempo massimo. C'è mezzo minuto, me lo devi dare. Allora, sai come la canzone di Antoine che diceva no, se sei buono ti tirano le pietre. Allora, io nel 2008, quando ho avuto i problemi, che gli artigiani praticamente non mi hanno presentato la tenuta dei redditi di una società che era una SRL, mi sono trovato che l'anno dopo la finanza mi manda 180.000 euro di multa da pagare, che era inesistente perché l'anno prima mi hanno detto che ero equo, per cui non c'era il problema, solo che praticamente c'è stato quell'anno là che non era stata presentata, l'abbiamo presentata l'anno dopo. Allora col commercialista siamo andati a trattare, siamo arrivati a 16.000 euro, quando io ne avevo già chiesti 22 di IVA versata che mi dovevano, avevo fatto richiesta di rimborso, insomma a furia di trattative ho detto guarda che io soldi non ne ho, andiamo a compensare, ho detto, allora mi hanno detto paghi la prima rata, poi vediamo, alla fine non siamo riusciti a trovare l'accordo perché erano due praticamente comparti diversi, uno che praticamente ti accertava e l'altro che incassava. E non si può fare. L'unica cosa che puoi fare è fare cadere tutto, ti arriva una multa di 6.000 euro e poi andiamo a compensare. Mi ha detto, ma siete pazzi? Ho detto. Questo è l'aiuto che voi date al cittadino. Ho detto, qua stiamo parlando dello Stato, perché poi la finanza è lo Stato, e ecco, queste sono le condizioni in Italia. Ne ho già sentiti purtroppo di questi racconti, insomma speriamo di sentirne sempre meno, o perlomeno che trovino chiarezza. Non cadiamo nel dividi et impera che ci stanno facendo.
aggreghiamoci, Creiamo lasciate stare destra, sinistra, centro, sotto e sopra, aggreghiamoci, sarà cittadini onesti e vediamo di vincere questa battaglia. Assolutamente, grazie allora a tutti quanti voi che avete partecipato, che ci avete aiutato ad approfondire questi temi delicatissimi ma molto molto importanti. Speriamo di aver dato una mano e anche una speranza, come dicevano anche i nostri ospiti, a chi ci ascolta, a voi che ci ascoltate. Adesso vi lascio a seguire il nostro contributo del partner di Euro Interim International, che si occupa appunto dell'internazionalizzazione, ovvero andare verso l'estero a scoprire delle opportunità per fare attività, aprire attività commerciali o comunque business per le aziende che si trovano in difficoltà nel nostro paese. Grazie ancora, buonanotte, ci vediamo domani. Euro Interim International. Vuoi vendere i tuoi prodotti all'estero ma non hai distributori validi? Vuoi costituire una società all'estero ma non sai come funziona la burocrazia in quel paese? Vuoi realizzare i tuoi progetti all'estero ma non hai un partner in loco? Euro Interim International, in collaborazione con partner locali, può aiutarti a fare tutto questo e non solo. Crediamo che il futuro sia nell'internazionalizzazione d'impresa. Siamo attualmente attivi nei seguenti paesi: Cina, India, Russia, Brasile, Cile, Vietnam, Turchia, Polonia, Serbia, Bulgaria, Romania, Moldavia. Possiamo offrire i seguenti servizi: internazionalizzazione e delocalizzazione d'impresa, analisi di mercato e studio di fattibilità, ricerca di partner commerciali, distributori e importatori, consulenza fiscale, legale e contabile, costituzione di società, uffici di rappresentanza e showroom, registrazione di marchi, brevetti e diritti secondo la normativa del paese di riferimento, ricerca bandi di finanziamento o fondi a supporto di percorsi di internazionalizzazione, HR Service, ricerca e selezione del personale in loco, reclutamento di personale temporaneo in loco, outsourcing di gestione risorse umane, gestione busta paga, gestione personale. Euro Interim International. L'intento è quello appunto di non subire la globalizzazione ma essere attori della globalizzazione. Ormai si sa che in Italia la situazione è quella che è, lo sviluppo delle imprese in questo momento, anche nei momenti di crisi, è stato e sarà sempre di più verso il mercato estero. Da qui la necessità di sostenere le nostre imprese. Che cosa fate, che tipo di accompagnamento date all'imprenditore? Per esempio, se l'imprenditore vuole vendere i suoi prodotti in questi paesi, per esempio in Cina, noi in Cina tramite i nostri collaboratori locali possiamo fare una ricerca e selezione di distributori locali. Questi distributori locali sono del settore, possono aiutare gli imprenditori italiani a promuovere e vendere i loro prodotti in Cina oppure nel mercato di riferimento. Che cosa richiede la Cina? Quindi quali possibilità di maggior rilievo ci possono essere per i nostri imprenditori? Su quali mercati puntare? Quali settori? In Cina veramente i cinesi amano tantissimo i prodotti italiani. Il Made in Italy è molto rinomato. Per esempio su abbigliamento, nel settore di mobile, nel settore di gioielli. Diciamo che tutto quello che hanno a che fare con l'uomo, quelli italiani sono famosi.